Una struggente Signore delle Cime, eseguita a cappella, ha aperto la cerimonia funebre di Stefano Farronato, l'alpinista e arboricoltore di 51 anni, morto durante la scalata del Pambari in Nepal. In tantissimi all'Auditorium Vivaldi di Cassola hanno voluto essere presenti per ricordare una persona che tanto ha lasciato. Lui, l'amico, il fratello che se n'è andato tra le sue amate montagne. Toccanti le parole del sindaco Stangerlin. Se c'è una cosa che Stefano forse vorrebbe dire, soprattutto a chi lo ha tanto amato, è proprio questo. Attraversate questo difficile momento con la consapevolezza che la mia vita ha avuto senso. Continuate a coltivare relazioni e a celebrare la vita in ogni suo istante. Io vi guiderò. Sarà la mia nuova missione estrema. E la sorella Martina Farronato ha ricordato quei giorni terribili vissuti assieme alla compagna di Stefano, Angela, appena ricevuta la notizia della scomparsa, costellati però dalla bellezza dell'incontro con persone speciali a Kathmandu, dove è stato cremato. Abbiamo incontrato degli angeli e delle persone che ci hanno aiutato dal primo momento in cui è successo che abbiamo capito che Stefano era disperso. Abbiamo avuto delle persone che ci hanno tenute informati in qualsiasi momento della giornata, che si sono prodigate per la ricerca di Stefano e ci hanno accompagnato in tutto il percorso. Quello che posso dire è che Stefano a Kathmandu è tornato albero, nel senso che abbiamo avuto la possibilità di fare una cremazione con la pira. Noi abbiamo decorato la pira di Stefano. È stata fatta una cerimonia buddista molto bella con dei monaci buddisti che pregavano, hanno pregato e cantato per lui. Abbiamo fatto un vero funerale buddista e poi io e Angela abbiamo acceso la pira di Stefano. Ringrazio Stefano perché ci ha fatto fare questa esperienza e io credo che quello era esattamente quello che lui voleva.